Io sono Benedetta. E io sono Greta. Siamo due studentesse del liceo Marinelli. Oggi vi volevamo presentare un libro di Giuseppe Catozzella, E tu splendi. Questo è un romanzo di avventura, di coraggio, significati profondi, nuove amicizie e legami ritrovati. Tutto è iniziato per pura casualità. Grazie ad un lavoro svolto in precedenza sono venuta a conoscenza dell'autore e conseguentemente anche del libro. Io e Benedetta ci ritroviamo nei pensieri dei personaggi più giovani del libro, nel perseguire le ingiustizie anche quando non conviene, nel cercare di risollevarsi dall'ostilità e nel cercare di aiutare le persone più bisognose. Come gli stranieri. Il colore che rappresenta al meglio il nostro libro è il rosso. Questo perché, oltre ad andare a rivestire la copertina, rappresenta la passione, i fuochi d'artificio, ma anche l'incendio, il significato molto forte del libro, ma soprattutto l'indiscusso amore materno. Secondo noi, ciò che è più significativo all'interno del romanzo è il moncherino di foto. Il protagonista lo porta sempre con sé, legato al collo, in ricordo della madre. L'ingrediente segreto che ci ha fatto appassionare molto al libro è stato l'arrivo degli stranieri. Essi sono giunti sconvolgendo, ma anche andando a rompere quegli equilibri già fragili che si erano formati nel tempo. La cosa che ci ha colpito di più è il coraggio che il piccolo protagonista Pietro possiede durante le prove dure a cui viene sottoposto e alla fine capire da solo come splendere.